la Regione dovrebbe individuare delle strategie di intervento su cui impostare poi la linea dei grossi contributi. A volte non viene fatto perfettamente, ma questa può essere una mia opinione perché vedo dalla mia realtà. Di fatto il problema che ci si pone è, non avendo personale, a volte il riuscire a portare avanti le cose. D'altronde i piccoli comuni, ad esempio, hanno difficoltà anche a partecipare ai bandi, perché i bandi, dobbiamo dire la verità, sono anche molto complessi, a volte si potrebbe un po' semplificarli, ma al di là di questo, in questo momento le risorse di fatto ci sono. Io penso ad esempio una cosa, fossi io in Regione farei un piano sulle piste ciclabili, ma non solo quelle, l'FVG 3, l'FVG 1 eccetera, non solo quelle di interesse regionale, ma quelle che anche ti permettono nei nostri paesi, e parlo qua per l'Interland di Udine ad esempio, dei collegamenti che oggi ti darebbero la possibilità anche di recarti al lavoro magari con la bicicletta pedalata assistita. Parlando del personale, ma è esattamente lì la criticità, nel senso che prendo l'esempio dei fondi che sono arrivati per il Natale, no? Erano arrivati 15.000 euro da spendere per attività del periodo di Natale. Iniziativa che è stata super perché ci ha permesso di fare, come dicevo prima, una trentina di eventi, di creare spirito di comunità, ma la complessità con cui è stato fatto il lavoro all'interno di un comune che comunque ha una macchina operativa che arranca per mancanza di personale è tanto, per cui, ripeto, non volevo sviare il discorso, volevo semplicemente dire che i finanziamenti ci stanno, i soldi ci stanno, però bisogna cercare di mettere in condizioni comuni, secondo me, di riuscire poi operativamente a utilizzare nella maniera più efficace questi soldi.